È uno spirito di unità che comunque non ci ha mai lasciato, anche se diciamo la nostra gente ha chiesto che Pieve di Cadore faccia un referendum, e lo spirito di unità che ha sempre contraddistinto Pieve anche con gli altri comuni. Il Consiglio Comunale di Pieve di Cadore riaffermerà l'appartenenza alla magnifica comunità e la necessità dell'unità del Cadore. Non sono questioni di poco conto. C'è la storia di un territorio che ha fatto dell'unità la sua forza e c'è la necessità di suggellare un'identità che è l'orgoglio della popolazione. Abbiamo già fatto una delibera di giunta proprio per far capire ai comuni che nessuno resti solo e che nessuno debba isolarsi. C'è una piccola differenza, sembra piccola ma in realtà è fondamentale. Alla fine dell'ordine del giorno noi riteniamo irrinunciabile il mantenimento della storica e consolidata unità del Cadore, evitando nel modo assoluto iniziative finalizzate alle divisioni, ma sempre nel pieno rispetto dell'assoluta sovranità popolare. E questo non lo dice Antonia Ciotti, lo dice la Costituzione. Sovranità che ha già portato alla richiesta di referendum in Consiglio Comunale dopo la raccolta firme, referendum che chiederà agli abitanti di Pieve se vogliono lasciare il Veneto per la confinante provincia di Udine. Muovere le acque e far capire che in montagna noi abbiamo bisogno di una regione dolomitica, abbiamo bisogno di avere un'altra legislazione che si differenzi dalla legislazione che c'è in pianura. Io l'ho sempre detto, la gente di pianura, ma anche in buona fede, non può governare la montagna, perché non sa cosa vuol dire vivere in montagna. Non tranquillizza aver salvato la provincia. Non c'è la politica, non ci sono le rappresentanze. Importante è comunque che l'abbiano salvata, non voglio dire che non va bene, però non è sufficiente, assolutamente non ci garantisce quello che noi chiediamo, anzi siamo molto più deboli di prima, devo dire, prima quando c'era la provincia vera.